Era autunno inoltrato. Terminata la vendemmia si era raccolto il grano turco e si erano messi ad essiccare le grosse pannocchie. Bisognava ora liberarle dal cartoccio, prima di sgranarle e portare El Zaldo al mulino per averne la farina gialla della polenta quotidiana. Più che un lavoro, scartozzar era una festa. Si invitavano parenti, amici che venivano al completo, bambini compresi. Così, dopo cena, per parecchie sere consecutive, ci si ritrovava nel sito grande sopra la cucina, le sedie in cerchio tutto intorno e nel mezzo il grande mucchio delle pannocchie. E si incominciava a scartozzare tra un indescrivibile vocio di chiacchiere, canti e risa. A una certa ora si smetteva, si beveva un bicchiere di vino cotto o di vino nuovo con le castagne e ci si riconvocava per la sera dopo, fin quando il mucchio delle pannocchie era scomparso. Che cosa rendeva indimenticabili quelle serate per adulti, giovani e bambini? La novità? La compagnia? Le risate? Le castagne? La semplicità nel saper cogliere in ogni cosa un briciolo di soddisfazione? A quei tempi, dicono i vecchi, si sapeva desiderare a prezzo di stare a strangossar. La parola di difficile traduzione indica un insieme di desiderio e di apprezzamento incondizionato e duraturo della cosa desiderata, perché i desideri non potevano essere sempre e subito appagati. Quando il primo sol la melodia tornerà in prima giorno, vivo la testa bionda postata sulle cuore, vivo la testa bionda postata sulle cuore. Bene farai vivo la